Quanti siano non è facile dirlo, ma potrebbero non essere pochi gli inquilini che vivono nelle migliaia di abitazioni popolari veneziane senza averne i requisiti. Da chi originariamente li aveva, ma poi li ha persi perché ha migliorato la sua condizione economica, a chi non li ha mai avuti, fino ai casi clamorosi della decina di super ricchi recentemente scoperti e presto sfrattati dall'Ater. I controlli sono in corso, ma che questi casi siano tutti emersi ora non è un caso. Questi sono i risultati della nuova legge. Ricordiamoci che in Veneto abbiamo fatto una nuova legge, la legge 39 del 2017, quindi 2018 entra in vigore, in cui abbiamo cambiato i parametri di accesso, abbiamo cambiato i controlli e oggi nell'applicazione di questa nuova legge sono emersi anche delle irregolarità, perché la legge aveva e ha la finalità di avere una situazione di equità e evitare le ingiustizie sociali. Ciò che è cambiato con la nuova legge è la modalità con la quale viene analizzata la condizione economica degli inquilini. Le vecchie modalità di valutazione, infatti, secondo l'assessore Lanzarin, potevano in alcuni casi giudicare idoneo chi in realtà non lo era. Era possibile, questo sicuramente, perché sappiamo che c'erano dei parametri diversi, il parametro del reddito, adesso invece parliamo col parametro dell'ISERP, quindi noi riusciamo a capire la vera situazione personale di ogni singola famiglia o di ogni singola persona. Poi a Venezia c'è una situazione anche di abusivismo e di occupazioni abusive, è molto particolare e caratteristica solo di Venezia. Era possibile, però oggi con questa nuova legge e anche con gli interventi che il ministro Salvini ha messo in campo rispetto alle occupazioni abusive, sicuramente ci sarà più pulizia, ma soprattutto ci sarà più equità.